Questa mattina abbiamo scoperto che durante la notte qualcuno ha cercato di sfondare le vetrine della sede regionale e comunale di Fratelli d'Italia e hanno fatto anche delle scritte ingiuriose. Fasci assassini, si legge. Un gesto vigliacco l'ha definito il senatore De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che va condannato con fermezza. Stamane nella sede di via Fradeletto si sono recati gli agenti della Digos per i rilievi, ma i responsabili non sono ancora stati trovati. Non è la prima volta che accadono episodi simili. Scritte e minacce sono comparse anche alcuni mesi fa in viale Garibaldi, dove nel 1980 per mano brigatista fu ucciso Sergio Gori e dove comparve la stella delle Brigate Rosse con minacce di morte nei confronti della premier Meloni. Il risveglio di questa mattina invece ci fa scoprire che purtroppo ci sono ancora delle persone che pensano di poter utilizzare la violenza politica come metodo per impedire ad altri di avere opinioni diverse. Penso che con le elezioni di settembre si sia dimostrato che non c'è una base ideologica su quello che vota la gente, ma solo una questione di confronto sui contenuti, sulle proposte che devono essere fatte. Penso che anche i comuni nelle nostre province, penso anche allo stesso comune di Venezia che negli anni ha visto i centri sociali presenti, anche negli ultimi anni abbiano dimostrato che fondamentalmente la gente non fa più il confronto sulla base ideologica, ma proprio sulle cose da fare. Ecco, purtroppo speriamo che questo resti un caso isolato. Solidarietà è già stata espressa dal governatore Zaia, ma il senatore Speranzon spera arrivi anche dalle altre forze politiche. Questi episodi iniziano a preoccuparci. Ci auguriamo che possano individuare quanto prima i responsabili, ci auguriamo anche che la giustizia dia loro una giusta condanna nel momento in cui verranno individuati, e dalle altre forze politiche ci aspettiamo in questo momento assoluta solidarietà nei confronti della comunità politica di Fratelli d'Italia e altrettanto determinata condanna e ferma condanna nei confronti di chi vuole riportare l'odio e la violenza nel dibattito politico.